Buongiorno, Luca Crepaldi, La Voce di Rovigo, che oggi in diretta. Siamo a Chioggia per la presentazione del diario scolastico della Voce di Rovigo, diario scolastico, e siamo con il vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Diani. Buongiorno. Buongiorno a voi. Avete aderito a questa iniziativa, l'avete sposata, per quale motivo e come si inserisce in quelli che sono gli obiettivi della Chiesa e della diocesi di Chioggia? Mi pare che questo sia un diario che ha una forte valenza anche educativa, spazia dalla salute alla cultura, al territorio, alla gestione dei soldi, a tantissimi aspetti che accompagnano anche i nostri ragazzi, i nostri bambini, i nostri ragazzi a crescere in maniera armoniosa. Ecco, quindi ci sono tutti questi elementi messi insieme, oltre alla bellezza, al modo anche di porsi, accattivante. Ecco, chiaro, si parla di Chioggia, si parla del nostro polo culturale, della nostra cattedrale, quindi chiaro che è bello anche far conoscere la nostra città, ecco, però credo che nell'insieme abbia proprio questa valenza educativa di fronte alla quale noi non potevamo tirarci indietro. Quanto importante è partire da giovane ad educare i ragazzi, lo sappiamo, e la Chiesa è il posto dove tutti siamo cresciuti, perché tutti quanti siamo partiti da piccini, e quindi entrare nelle scuole, questo connubio con la scuola, cosa può portare in più a questi ragazzi attraverso il diario? Allora, penso che ci sono oggi i nostri ragazzi, a differenza di noi, magari non nascono con lo stesso legame forte anche con le radici cristiane, no? Però penso che si possa anche attraverso l'arte, che parla tutta, ecco, anche a Chioggia di fede, di vita cristiana, possa esserci così un ingresso anche che fa conoscere la nostra storia e le nostre radici, quindi certamente c'è anche questo. Ma l'aspetto che forse a me colpisce e piace di più, lo dicevo anche l'anno scorso in occasione della presentazione, è proprio che un diario di questo genere, se tutti i ragazzi ce l'avessero, usavo l'immagine del grembiule, no? Che una volta ci rendeva tutti uguali, no? E questo fa bene, ecco, non sentire i più ricchi, i più poveri, i più fortunati, quelli meno sfortunati, ecco, quindi io credo che sia una bella iniziativa, ecco, che aiuta anche proprio a crescere nella solidarietà, nella fraternità tra i nostri ragazzi. La ringrazio, Monsignore.